Bene raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo in Master League e vai, dopo i 3 pareggi consecutivi, siamo contro il Genoa in casa. Bisogna vincere, abbiamo cambiato un po' la formazione con Muto trequartista, Tony Pazzini, Jorgensen dirottato a centrocampo. Allora, tanti mi hanno chiesto la patch, dovete scrivere su YouTube, PES 2006, mod 2006-2007, la trovate. Ed è original, mod original. Artemio Franchi voglio i primi 3 punti però adesso, Che palle, quando questa mod, l'unica cosa che questa mod quando si registra è un po' pesantina, però vabbè, a parte questo tutto regolare. Adesso se vogliamo la Serie A, però ragazzi doveva cominciare a vincere, messo rotto Limaroni. Attenzione, c'è il gol del Genoa subito, incredibile. Il Genoa passa in vantaggio con Figueroa. Mamma mia che crisi. Si va già di crisi comendiana alla 4ª giornata. Il pazzo Mutu, Lucone Tony subito parata del portiere genoano. Vai Live, mamma mia, regalata Rubinho. Inizio deprimente al Franchi, comincia già a fischiare Mutu, il pazzo Liverani in curva. Siamo venuti fin qua per vedere segnare, non lo so, vai Jorgensen, scusate, un momento di panico. Mutu, dai Mutu, la metti in mezzo per nessuno, per il nulla cosmico Lucone. E Lucone ci arriva, ma la dà, ma non l'avevo da... Va bene. Iufaliosi, Liverani, Montolivo quando era ancora un giocatore di calcio, prima di venire al Milan di Milano. Montolivo, ecco, Montolivo non si smentisce mai. Dainelli, il gambero. Ragioniamo, più ragionata ragazzi, calma, Mutu, Jorgensen, bel numero di Jorgensen. Nulla da fare. Mamma mia. Mamma mia, 2-0 Genoa ragazzi, ancora Figueroa. Il Franchi impietrito. Dopo 19 minuti scoppolone incredibile, scoppolone mostruoso. Qua rischiamo di rimanere in B un altro anno, per carità, manca ancora tanto, però sono solo 8 squadre in Serie B. Panico al Franchi, signori. Figueroa ammattatore della partita. Fiorentina veramente in balia degli eventi. Pasquale, Jorgensen, il Franchi continua a sostenere la squadra, ma non è una bella situa. Jorgensen, ancora errore, ma errori gratuiti. Liverani, Mutu, Jorgensen, bello per il pazzo. Ma perché tirano così? Boh, non capisco sinceramente. Non capisco tutti questi problemi nel fare un tiro. Il pazzo. È vero che sono fuori allenamento, però con gli europei mondiali vado molto meglio. Niente da fare. Si prospetta una sconfitta pesante. Fallo, dai Mutu. Per Liverani. Tony e niente da fare. Ma guarda che no, sì, però anche culo, Fallo su Mutu. Tony. Pazzini per Jorgensen si invola. Niente, Genoa mostruoso, le prende tutte. Mutu, Jorgensen, il pazzo.
Tony. Tony. Liverani. Ma porco zio, però basta. Basta sti passaggi. Già si nervosisce la Fiorentina. E il Cume. Liverani. Il pazzo. No, zio cane. Non puoi allungartela così. Dai, non puoi allungartela così, però. Il pazzo, il pazzo, il pazzo. Tony. Liverani. Genoa che blocca tutti gli spazi. Mutu. E la perdiamo. Incredibile. Incredibile, sto Genoa scatenato. Mamma mia. Riuscire però ad accorciare le distanze col Genoa mi sembra un po' grave, eh? Sbagliamo qualsiasi cosa. Benelli recupera, ma adesso fine primo tempo. Benissimo. Genoa che sembra Real Madrid. Oh, è finita la partita del primo tempo. Andiamo a riposo, va che è meglio. Finisce la prima frazione. Fiorentina veramente deludente. Mamma mia. Montolivo se ne va, entra Kuzmanovic. Ragazzi, proviamo Reginaldo, non c'è veramente mi serve una punta veloce, però devo trovare una punta veloce nel mercato che tra poco si apre. C'è perfino Tony che veramente questo gioco qua è una bestia mostruosa. Niente. Only Genoa. Mutu recupera un pallone, è ufficiale. Lucone per il gambero. Dai ragazzi, crediamoci, non è finita la partita, manca ancora tanto. Il Live. Ma Regi, ma era per la o il joystick deficiente o i miei giocatori sono deficienti. O chi gioca è deficiente, una delle tre. Jorgensen recupera. Mutu, Reginaldo, il Regi. Liverani. Tony. Bella. Non riusciamo a fare un cazzo. E chi non salta. Mutu. Reginaldo, prova di cuore, ma neanche Regi. Vai Frey, bravo Frey, dai subito, dai subito. Jorgensen. Pioi. Recuperiamo un pallone? Debacle veramente incredibile. 3-0. Mamma mia ragazzi, che scoppola. Che scoppolone in casa contro il Genoa. Raga, promozione è veramente in forte rischio. Una sconfitta del genere inaccettabile comunque. Sconfitta che non ha senso. Tony se ne va. Tony se ne va. Tony bravo. Mutu. Gol. Accorciamo le distanze. Gol di Mutu. Gol di Mutu. Gol di Mutu.
Qua Tony è stato anche bravo. Ma la strada è in salita. Se non ci voleva il 3-0, dai. Attenzione ancora Mutu. Vediamo se c'è un po' di grinta adesso col gol. Proprio centrocampo, bisogna proprio rifare il centrocampo questa squadra. Siamo una squadra lenta, siamo. Pasquale regala la palla, grande Frey. Ancora Frey, se la trova là. Mamma, Frey ci salva dal baratro assoluto. Ma la difesa, ragazzi. Bravo Gambero, bravo Gambero e poi la perdiamo. Sembra un po' fa sto possesso palla al Genoa, però dai, Fioi. Jorgensen per Adrian. Mutu e Reginaldo, non capisce un cazzo. 75esimo, la partita è andata ormai. Salvo miracoli. Cioè Genoa è veramente scoppiettante. Occhio. Se le prendono tutte loro. Artemio Franchi molto delusi, i tifosi ancora continuano a incitare la squadra, ma si percepisce nell'area, aria pesante. Ma no, ma dai, basta però. Sembra un po' solo vincere tutti i rimpalli. Mamma mia. Ancora tutti ne vincono. Guarda, madonna, ancora questa cagata. Troppo frettoloso, sono d'altronde che perdo 3-1. Ecco tanto tempo, manca 10 minuti neanche. 5 minuti, senza. Niente. Cioè, tutte le palle le prendono loro. Cioè, incredibile. Incredibile, ragazzi. Fuori gioco. Partita proprio nata male dall'inizio, perché non è possibile che ogni contrasto è loro. Mamma mia, Reginaldo non lo metto più. Ogni passaggio è sbagliato. Boh. Sì, questo deve essere l'unico episodio così, perché se cominciamo a vincere sono dolori. Jorgensen. Dico già che in Coppa Italia mettiamo i 5 minuti. Nella Coppa Italia, nella Coppa Italia di Serie B, che è una coppa inutile. Mamma mia. Crisi nera per i viola. 3 punti in 4 partite. Media veramente da ultimo posto quasi. Raga, ho cambiato tutta la squadra praticamente, a parte Mutu e Pazzini. Proprio non mi interessa niente sinceramente di sta coppa, vedo che porta qualche soldino in più, ma adesso l'obiettivo è svegliarsi in campionato, perché sennò Artemio Franchi è incazzato nero. Vai. Dobbiamo trovare veramente poi andata e ritorno oltretutto, Dogoioni. Cioè, cosa serve la Coppa di Serie B non si sa. In questo momento purtroppo siamo nervosi perché abbiamo perso una partita veramente male. Reginaldo, fuori gioco. Reginaldo sta al calcio come boh. Pazzini. Il pazzo la perde subito ovviamente. Sopriamo anche lì serie, vediamo se c'è qualche giocatore che magari ci può dare una mano.
Adesso vediamo comunque, se vediamo che 5 minuti bastano per vedere gol, potremmo che tenere 5, però oppure con 5 minuti rischiamo di fare tutte 0-0, comunque per poco tempo di recuperare i Liverani. Adesso vediamo. Mutu, il pazzo. Reginaldo, Pazzini. Non ci credo, Pazzini la sbaglia 10 volte. Siamo già al 21esimo. Montolivo. Pazzo! Mamma mia. Gambero. Vai Kuzmanovic. Brutto fallo qua di Kuzmanovic. Yellow card. Il gambero. Mutu. Bravo Kuzmanovic, però avevi già finito il primo tempo, un po' troppo veloce secondo me. Ci vorrebbe una via di mezzo tra i 5 e i 10 forse. Vai Ilari per Pazzini. Kuzmanovic. Bisogna vincere comunque in casa. Comunque, se ci siamo, vuole fare Reginaldo. Errore anche di Regi. Ma ragazzi, ma ci mangiamo l'impossibile. Kuzmanovic. Reginaldo, chiaramente sul portiere. La perde. Guarda, la recupera Pazzini e la perde Kuzmanovic. It's incredible, Cuba. It's incredible. Attenzione. E bravo. Lupatelli. Finisce il primo tempo 0-0. A cercare di vincere, dai, siamo in casa, veramente, ma non riusciamo a vincere neanche con l'Ascoli ancora, già che gli abbiamo regalato in campionato il pareggio con una cagata di Frey. Roba nostra, bravo Luca. Dai Reginaldo, tengo a riposo giocatori perché devo comunque rimontare in campionato, raga. Reginaldo! Ma non era per lui però. Allora, Kuzmanovic è finito. Mettiamo pazienza. Santana, vediamo se cambia la musica. Non posso metterlo per nessuno. Facciamo così. Mettiamolo come trequartista. E esce il gambero. Entra Dainelli. Dai, diamo un po' di riposo. Che il campionato ovviamente è la priorità. Aia. Che rischio, Beppe. Pazienza, prova. Buono. Pazienza per Santana, deve cambiare la musica. Donadel non perderla. Pazzini. Santana. Sì, Benedi, ciao. E arriva il pallaccio anche di Donadel. Fiorentina aggressiva, Fiorentina cattiva, Fiorentina vendicativa. No. Abbiamo una buona rosa ma non riusciamo ancora a sbocciare. Santana, ma guarda, veramente sbagliamo i passaggi più elementari, eh. Vai Lupa. Bravo Lupa. Spondona del pazzo. Pazzini. Pazienza. Mamma mia, oh.
Non facciamo un 1-2 neanche per sbaglio. Però il drop lascia correre. 10 minuti, è finita ormai. Dobbiamo ancora vincere una partita. Montolivo ancora, ma perché sti errori? Cioè, devo giocare di prima, ragazzi. Questo è il mio gioco. Non posso snaturare. Fioi. Guarda che culo. Mamma mia, meno male. Siamo nel recupero Pazzini. Santana. Ma cosa fa? No, vabbè, veramente sono da codice penale i miei giocatori, però, Pazzini che fa il cross, bellissimo da vedere. Calcio d'angolo, ultima chance. Pazienza. Santana! No, la testa storta. Pazzini! E il pazzo l'ha messa al 90esimo! Giampaolo Pazzini 1-0. E finalmente arriva una vittoria che si in team cazzo di Serie B. Ma arriva. Di rabbia, proprio un sinistro fulminante. Ciao Pagliuca. E il pazzo l'ha messo. Proprio alla fine. Dai, manco, almeno un successo è arrivato. Ma si serve quello in campionato, però, Bravo Kroldrup. Finisce qua, ragazzi, vinciamo l'andata. Finalmente Pazzini ci regala il primo successo. Ma la strada è ancora in salita, raga. La strada è in salita. Ok, raga, siamo a Messina. Campionato, se del calciomercato, lo faremo nel prossimo video. Non manca ancora, purtroppo. Allora, qua Liverani non sta benissimo. Mettiamo Kuzmanovic. Pazienza, vabbè, qua stanno tutti bene. Montolivo va fuori dei coglioni. Mettiamo Gobbi, vai! E adesso però voglio assolutamente i 3 punti a Messina, ragazzi. Diluvia Messina. Campo pesantissimo a Messina. E dopo c'è il Napoli. Dai, Kuzmanovic. Comunque il campo pesante si sente, questa è una bellissima cosa. Occhio. Mamma mia, subito rischio. Campo focoso, quello di Messina. Kuzmanovic. Vede Pasquale. Pazzini. Mutu, deve svegliarsi anche Mutu comunque. Kuzmanovic. Toni, bellissimo. Jorgensen. Non ci credo. Toni. Bella parata, finalmente ottima azione dei Viola, che oggi giocano in bianco. Il pazzo. Toni. Mutu. Jorgensen. Erroraccio di Jorgensen. Dai, Danelli, dai. Di Napoli, incredibile di Napoli. Mamma mia, lunga per tutti. Va Jorgensen, niente. Bravo Toni che ritorna indietro. Iufaliusi. Tu la perde. Vai Gobbi. Kuzmanovic. Il pazzo, vede Jorgensen. Mutu. Il pazzo, fa una buona cosa qua il pazzo.
Pasquale la mette in mezzo. Niente. Il gambero la prende. Ma dov'è il fallo? E tu me lo spieghi dov'è il fallo? Tony. Jorgensen. Mutu. Vai Kuz. Pazzini. L'escimo Pazzini per Kuzmanovic. Vai Kuz. Vai Kuz. Pazzini. Niente. Ora calcio d'angolo, dai. Dai, cazzo Tony, che testa è una bestia. Pazzini, niente. Pasquale. Altro errore. Errori su errori, purtroppo. Ti prego, Frey. Non lo patellici. Il lupo ho messo. Sono una pippa allora. Niente ragazzi, il campionato è un disastro, eh. Il campionato è un disastro. Il pazzo prova la spondona. Kuzmanovic molto bene per Tony. E Tony ovviamente sbaglia l'appoggio. Ancora buchi difensivi di Napoli, fa quello che vuole. Re Artù, ex Venezia anche. Mamma mia, i fagliosi. Bravo Pasquale. Kuzmanovic. Mutu, questa è bella per Tony. Incredibile. Pazzini. Ti prego, salvamela pazzo, bravo pazzo. Kuzmanovic ce la lunga, Mutu. Ancora errori su errori. No. Sono un pippa però. Cazzo schiacciato. Altre occasioni buttate. Gobbi. Mutu. Kuzmanovic. Il pazzo. Pasquale vede il pazzo. Il pazzo è ancora murato. Ma mamma mia. Gobbi. Mutu. Aia. Bravo Gambero. Finisce il primo tempo, un'altra partita incolore per i viola per il momento, eh. Un tiro a 6, ma non basta. Tony qua fa un buon numero. Vai Martin, vai Martin. Bravo Jorgensen, questa è buona, questa è pulita, Tony. Riescono sempre a fregarmela. Bellissima sponda di Lucaccio. Tony. Pazzini. Pazzini! È ancora incredibile. Incredibile. Non riesco a segnare. Sotto il diluvio messinese. Qua rischiamo sia un altro anno di purgatorio, eh. Jorgensen, ok Jorgensen. Jorgensen, disturbato Martin. Mutu, ancora per Jorgensen, sta giocando bene Jorgensen. Mutu. Mamma mia. Adrian. Mutu, 1-0, grandissimo gol del rumeno. Bravo Mutu, bravi ragazzi. Mamma, l'ho rischiata tantissimo.
giocando a questo modo devo fare anche tanti scambi devo fare. Merda. Bravo Gobbi. No, non perderla così. Non la beffa atroce però, Aia! Bravo Pasquale. Non riusciamo. Dai, Fioi. Facciamo qualche cambio. Kuzmanovic veramente non tiene. Siamo già a pezzi, zio, ok. Pasquale. Entra Kroldrup. Esce Mutu. E mettiamo Liverani. E questa vittoria è fondamentale per cominciare a sperare. No, brutto fallo di Mutu qua. Mamma, bruttissimo. Ammonito Adrian Mutu. Bisogna vincerla anche con il cuore questa. Tony, bravissimo. Il pazzo. Bravo Gambero. Jorgensen. Adesso il Messina, attenzione, mamma, grande Dainelli qua. Live. E mette la palla adesso per l'inverno. Palla gialla. In caso di neve, Colmar. Mamma mia, Lupatello. Lucone. Live. Montolivo, bel pallone, incredibile. Montolivo per Tony. Gobbi. Dopo il gol la Fiorentina è un po' calata, Ma dov'è il fallo? Fuori, 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 bisillabo di felicità. Bellissimo il stadio del Messina comunque. Che sono tutti i campi, ci sono. No, non puoi dargli rigore. No, che ladrata. Che ladrata. Sì, sì. Mamma mia che culo, ma che ladrata signori, che ladrata. C'è andata di culo, Jorgensen, Liverani bisogna chiudere, Liverani per Tony. Tony, sono i gol di Tony. Luca! Tony. Gol sbagliato, gol subita, sentenza cumendiana, grande Luca. Grande Lucone. E vaffanculo. Bravo Gobbi. Ci voleva sto 2-0 Liverani. Adesso il Messina è veramente sbilanciato. Pazzo per chiuderla definitivamente. Pazzo. Pazzi! No. Sergio Floccari. Gobbi. No, altro errore. Dainelli. Pazzini. Vive. Jorgensen. Bravo Jorgensen. Bravo Martin. Tony. Tony per il pazzo. Si è stato un gol fatto. Pazzini. Qua fa un gran numero. Ma perché se la allungano così? Finalmente la vittoria ragazzi, ma quel rigore, mamma mia. Gobbi. Pazzini. Pazzini per Tony. Vai Live.
No, Olive, no, Olive. Non riusciamo veramente a prendere palla. Però è finita la partita. Voglio clean sheet. Bravo Kroldrup, Liverani. Dai, buon 2-0. Buon 2-0, per fortuna riusciamo a vincere la prima partita in campionato. Ragazzi, contro il Napoli di Sosa Calaiò, ragazzi, ciao. Frey comunque è infortunato e sono sospeso Mutu, che è squalificato. Sarà dura il San Paolo. Vai. Ma se vogliamo la Serie A il primo anno, il secondo posto perché il primo è sicuro della Juve, salvo i miracoli. È chiaramente la più forte. Jorgensen. Dopo vediamo se la Juve si può dare qualcuno, visto che comunque in B. Noi ci proviamo, Montolivo, perché quelli di Serie A difficilmente si spostano. Vediamo anche tra quelli senza contratto. Montolivo, di soldi comunque ne abbiamo. Pazzini. Pasquale. Luca! Ma come fa Tony a sbagliarmi i tiri di testa che avrà 99? Blasi. Ilari. Luca. Jorgensen. Bravissimi, vai Jorgensen, metti la palla a terra. Ah, ancora Napoli lontano dai fasti. Pazzini. Pasquale si invola. Manopla. Mamma mia, Ilari. Si stava regalando il gol della vita. Vai Live. Pazzini. Kroldrup. Liverani. Dai però Fioi. Ok, bravo Frey. Tony, sono concentrato ragazzi. Anche questo è fondamentale a Napoli. Jorgensen. La mette giù bene per Tony. Tony vede Iufalusi. Niente. Qua c'è il rosso al 90%. Sì. Partita già compromessa. Che bello, che bello, che bello. Molto bene. Sarà quasi impossibile vincere. Palla fuori per fortuna. Adesso ci vorrà il miracolo. Montolivo, Jorgensen, Liverani, dai che dici gioca meglio. Lo diceva sempre il barone Lidon. Pasquale. Bravo Pasquale, che cuore di Pasquale. Jorgensen. Pazzini. Pazzini si gira benissimo. Non ci credo, fuori di poco. Fiorentina-Napoli, bella partita, la partita della Serie A.
no, no. Lo sentiremo tanto l'uomo in meno. Bravo Olive, vai Montolivo. Almeno in questi anni eri ancora un giocatore. Dainelli. Dainelli si invola e fa già ridere così. Bravo Lucotto. Jorgensen, dai che Jorgensen è il genietto della squadra. Pazzini. Rigore. Pasquale. Pazzini. Viverani. Jorgensen. Pasquale, non perderla. Vai Tony! Mamma mia. Bravo Potenza. Montolivo. Niente. Sì, quell'espulsione là ci ha segato un po' le gambe. Live. Pazzini. Pazzini veramente fa di tutto. Il pazzo. È giovanissimo Pasquale. Jorgensen. Niente di testa, i miei sono un po' pippe. Pazzini, ed è incredibile. Ancora lunga. Sì, Pazzini non può crossare, però Fioi. Potenza la tira su. Bravo Montolivo. Bravo Olive. Dai Olive. Pasquale ancora in mezzo. Corner. Vai Olive, ti prego Luca. Jorgensen. Niente. Montolivo prova il tiro impossibile. Finisce il primo tempo, uno 0-0 pesante. Seconda frazione. Dai pazzo. Lucone. Montolivo. Jorgensen. Liverani. Pasquale fa qualcosa di incredibile. Pasquale. Liverani. Non ci credo. Live. Anche in 10 giochiamo meglio noi. Ce la meritiamo noi, Beppe. Dalla buona. Ex Milan che ha vinto anche la Champions nel 2003. Se l'ha vinta. Si è giocato forse, mi sembra, forse solo contro la Colonia. L'ultima del primo girone in casa, persa 2-1. Dainelli, bravissimo. Potenza. Molto cuore sta Viola. Pazzini. Non si credo, pazzo per i nostri errori. A Rullo. Rullo. Dainelli, bravissimo, dai. Jorgensen. Non propriamente una cosa bella. Kroldrup. Jorgensen. Calma come con un buco a centrocampo, con l'uomo in meno. Vai Tony. Cannavaro non si passa con Paolo. Jorgensen. Bravo Tony. Grandissimo Tony. Dainelli. Dainelli. Pazzini neanche prova a saltare. Montolivo. Jorgensen. Niente da fare. Esce Pazzini, proviamo. Reginaldo. E Donadel per Liverani. Le stiamo provando tutte. Nostro errore. Nostro errore. Bravo Kroldrup. Martino. Vai Martino Jorgensen. Il pazzo. Pazzo ha fatto un colpo geniale, ma Tony perde palla malissimo. Dainelli la passa a nessuno.
Aia. Mamma mia. Grande rischio qua. Dai raga. Voglio spugnare il San Paolo in 10, cazzo. Proviamoci. Bravo Jorgensen per Pasquale. Su sta fascia sembriamo noi con l'uomo in più. Pasquale. Tony. Niente, Tony marcato perfettamente. Oh. Niente, non riusciamo a fare il golletto. Potenza. Dainelli. Montolivo. Potenza. Dainelli, bravo dai. No. Adesso rischiamo anche grosso. Kroldrup ci mette una pezza, ma si rischia ancora. Errore di potenza. Montolivo, Jorgensen, Tony. Donadella appena entrata fa subito cappelle. Montolivo di cuore, che cuore Mongolivo. Donatelli, Donatelli. Sono andato. Vai, Reginaldo. Pasquale. Montolivo, Donatelli. Jorgensen, Reginaldo. Dai Tony, dai Lucone. Bravo Lucone, ma non deve fare queste cose Luca però. Mancano 6 minuti, ci vuole un miracolo stile Ascoli. Jorgensen, Reginaldo. Tony, vede Dainelli. Quanto ha corso Dainelli oggi. Montolivo sta giocando bene comunque. Madonna, che Tony, sti errori no però. Aia, no adesso. Bravo Frey. Dai che è un segno, adesso la vinciamo. Dai Tony. Bravo Tony. Potenza. Ti prego Tony. Finisce qua ragazzi. Jorgensen finisce qua. Sarà durissima andare in Serie A con questo ritmo. Sarà molto dura. Il mercato speriamo di, insomma, che ci possa regalare qualcosa. Andiamo a vedere la classifica. Però l'è dura Beppe, l'è dura. L'è molto dura. C'è la coppa di merda che facciamo nel prossimo video ovviamente. La classifica. Vede la Juve a 14 in super fuga. Noi siamo a 7 punti con un distacco già importante del Genoa. Dobbiamo veramente invertire la rotta subito, se no la vedo molto molto dura per questo primo anno in Serie A. Raga, un saluto del Comendone veneziano, Cerci capocannoniere, assist Di Vaio. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Prossimo video, mercato. Ciao!